C'è chi sta utilizzando i fondi ottenuti per un recupero dell'ambiente idoneo e più generalmente per la tutela del bovino di razza rendena. È una bestia che è adatta sia a carne che a latte. Qui popolavano le campagne, specialmente l'Alta Padovana era popolata di rendene. Tanto è vero, se è passata a razza protetta vuol dire che il numero è molto ridotto. Sergio Biasi ha ottenuto il finanziamento per agricoltura biologica, razza protetta e ripristino della piantumazione tradizionale. L'azienda, la DEA, ha invece migliorato le sue strutture, rendendole più moderne ed efficienti, dando così futuro a giovani professionisti con la volontà di mettersi in gioco. Scegli quello che ti piace di fare, non che non mi piacesse quello che ho studiato per 3 anni all'università, però tra le due cose, avendo la possibilità di scegliere, ho scelto questa perché è quello che è tuo, non è solo a livello economico, ma anche quello che fai ti rende felice. Biasi è Zenon come testimonial per un dialogo aperto. Tema: il piano di sviluppo rurale e i nuovi bandi di prossima uscita, 90 milioni di euro di investimenti su competitività, ricambio generazionale, cooperazione. Operatori del settore interessati, dirigenti della Regione Veneto di Avepa a tenere il focus centrato su documentazioni, esempi, possibilità, uno sguardo globale al presente e al futuro della politica agricola comune. 7 gli incontri informativi in programma, il primo a Villalta di Gazzo, il secondo ad Adria, poi il 13 novembre a Castelfranco Veneto, il 14 a San Stino di Livenza, il 19 a Longarone, il 20 a Isola della Scala e il 27 a Chiampo. Incontri in provincia e non in città, una scelta precisa per stare vicino alle aziende agricole che, spiega l'assessore Pan, dall'ascolto possono trarre giovamento per la loro attività. Ricordo che del miliardo 169 milioni noi abbiamo già messo a disposizione per le 120.000 imprese del nostro Veneto più di 1 miliardo, quindi siamo ormai alla fine della programmazione europea. Abbiamo finanziato più di 27.000 domande per 80.000 ettari, 2.100 giovani nuove imprese che sono ripartite nel nostro Veneto, quindi anche il ricambio generazionale, e quindi con grande soddisfazione possiamo dare anche questi numeri. È chiaro che il futuro ci preserva una nuova programmazione europea, una nuova PAC, e lì sarà veramente di stare con le antenne alte. E in attesa del post 2020 si guarda ancora ai giovani, un concorso di idee innovative per gli studenti degli istituti agrari del Veneto e un bando per la mobilità internazionale europea dedicato agli studenti universitari, fondi per tesi, fondi per scambio di conoscenze, coinvolgere i giovani nel nome dell'ambiente e dell'innovazione. L'esempio di chi si dice realizzato può essere una spinta in più nella loro crescita.